E adesso è qui con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Facciamo il punto, insomma abbiamo visto nelle ultime 24 ore tanti gli incidenti stradali, chiaramente sono altrettanti i controlli su strada da parte della Polizia di Stato, ma notiamo questo aumento dei sinistri, a cosa è dovuto secondo lei? Ma innanzitutto bisogna dare dei dati particolari che sono quelli degli incidenti. Gli incidenti nel nostro territorio sono altissimi, parlo territorio nazionale chiaramente, credo che siamo intorno già fino a marzo, siamo intorno a oltre 250 morti, solo per incidenti stradali. Siamo a circa 150.000 incidenti e c'è un incremento purtroppo ahimè da dire che è dell'11%. Un incremento dell'11% significa che nel corso dell'anno 2022 i morti per incidenti stradali erano 1500, quindi certo. Numeri pesanti, 1500. Quando sentiamo magari dei terremoti ci spaventiamo, se poi pensiamo che facendo dei calcoli 8 persone al giorno muoiono in strada per incidente stradale, dovremmo pensare un attimino. E vengo alla domanda dei controlli. I controlli ci sono, lei legge i dati 2 volte alla settimana nel suo TG, sono dati che le manda la questura di Pordenone, l'ufficio stampa. Certo. Che sono dati dove avvengono i controlli, soprattutto nelle serate, se vi ricordate i famosi controlli del sabato sera, perché dar punto a queste stragi ed è stata poi sempre rinnovata dai prefetti, dai questori che si sono susseguiti in Pordenone, ma nel tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, questi controlli contro le stragi del sabato sera, perché vediamo che c'è un'escalation e come vi ho detto l'11% è tantissimo, ripeto, se pensiamo alle cifre. I controlli ci sono, i controlli della polizia stradale ci sono, le patenti ritirate ci sono e se vediamo perché ci sono i ritiri di patente, non è solamente la velocità, ma ahimè è anche lo stato di ebbrezza e in guida sotto l'effetto di stupefacenti. Io ho visto anni fa proprio a Orvieto un carro di pubblicità della polizia stradale dove facevano provare degli occhiali che davano il senso dello stato di ebbrezza. Guardate che ci ho provato effettivamente, sono fortunato che non bevo, ma chi si mette alla guida in stato di ebbrezza veramente ha delle visioni totalmente diverse da quello che possiamo avere noi, e qua non è neanche da dire con occhiali o senza occhiali, qua ci sono delle visioni particolari. Ci sono poi delle situazioni ancora più gravi, quelle sotto l'effetto di stupefacenti, e vediamo poi la tipologia degli incidenti, no? E sono sempre più giovani, tra l'altro. È sempre più giovani, perché parlo di età inferiore ai 35 anni. Vi do anche un altro dato che sembra strano, però siccome c'è la detta da smentire, no, delle donne al volante, pericolo costante, fa la battuta, certo. E non è così, perché sono più gli uomini che causano incidenti, ma ci sono più morti tra le donne. E sa perché? Perché, ecco che vengo alla velocità, perché c'è una velocità diversa, ma nelle donne utilizzano autovetture più piccole, c'è un particolare, quindi sa, vettura più piccola, la vettura è più fragile, però lo stato di ebbrezza se noi consideriamo, ma l'ho detto prima, ma perché? Disattenzione, il maledetto cellulare, guida, investimento di pedoni, investimento di ciclisti, guida in stato di ebbrezza,
non si capisce, c'è gente che magari sotto effetto non solo di alcol, e qui in studio c'è un medico, ma anche sotto effetto di medicinali particolari che portano sonnolenza, che portano stanchezza, distrazioni, sono tutti fattori che portano a essere poi sulla Causa strada di morte, certo. e sicuramente non sulla strada con l'attenzione che bisogna porre quando si va alla guida di un autoveicolo. Questa è la gravità del fatto. Quindi non è solo i controlli, perché se io controllo una persona, la fermo e vedo che ha uno di questi problemi, è fermato. Il problema è di tutti quelli che continuano a circolare. Torneremo sul tema, grazie Raffaele Padrone per Grazie essere a stato voi. con noi. Andiamo avanti con la cronaca e andiamo a Udine perché nessuna pista resta al momento esclusa. Proseguono le indagini per fare chiarezza sull'omicidio del 58enne senza tetto Luca Tisi, trovato sabato mattina nella galleria dei condomini alle Alpi a Udine.